Con Valeria Mantovan di Titoli Minori per questo progetto di inclusività, voi state seguendo dei ragazzi che fanno catering praticamente. Ci vuoi spiegare il progetto? Allora, il progetto si chiama Gustabili ed è operativo dal 2011 ormai. Si articola su una parte laboratoriale, un incontro una volta al mese, una volta alla settimana, dove i ragazzi si allenano a fare servizio. Quindi si specializzano in quelle che sono tutte le componenti che riguardano un servizio catering. Ognuno di loro segue le proprie attitudini, chi preferisce fare la mescita del cibo, chi del servizio, chi del vino, in modo che ognuno di loro si specializzi e porti avanti quelli che sono le proprie peculiarità e i loro interessi, in modo da essere operativi in ambito lavorativo e inseriti anche in un contesto lavorativo specifico, insomma. Ecco, quanto hanno di benefici i ragazzi e quanto lasciano a te anche come esperienza? Allora, l'esperienza personale è immensa, gratificante, e per i ragazzi, per loro il sentirsi utili, il sentirsi capaci, il sentirsi realizzati o trovare una realizzazione in quello che a loro piace o imparare qualcosa che è nel loro interesse e riuscire a metterlo anche in pratica. Principalmente noi facciamo servizio di catering, quindi ci spostiamo e la loro caratteristica principale è quello di adattarsi. In realtà non hanno un contesto di riferimento che è sempre uguale, ma la loro capacità di essere versatili, le loro capacità, le loro attitudini e quello che loro imparano lo portano in qualsiasi posto ci troviamo, con entusiasmo. Sottolineo il fattore entusiasmo, perché non sono mai stanchi e ogni cosa che gli si propone loro la accolgono con sorriso. E in questo progetto quanti ragazzi avete coinvolto? Allora, al momento siamo in 14 ragazzi, è una brigata composta da persone sia del Polesine, del Delta, sia della parte di Chioggia, dove ha sede la nostra cooperativa. Ecco, posso farti i complimenti a voi, a Titoli Minori, per quello che fate? Certo, grazie mille, grazie ai ragazzi comunque che non si tirano mai indietro, ogni proposta e ogni fatica loro la accolgono a braccia aperte.